Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Cagliari, impianto della scuola basket in via Talete. Comincia la fase a orologio del campionato di Serie B di basket femminile, palla 2 tra Astro e Sant'Orsola. Comincia adesso la sfida qui tra le giallonere di Carlo Zedda e le arancionere di Daniele Vidili. Abbiamo detto la prima giornata di questa fase a orologio che si concluderà il 6 marzo, secondo segmento del campionato di Serie B, il massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, secondo segmento, perché appunto una settimana fa si è conclusa la regular season e poi chiaramente ci saranno i playoff che si disputeranno tra le prime 4 della appunto della fase a orologio, quindi una stagione ancora molto lunga. Si affrontano Astro Cagliari e Sant'Orsola, due squadre che promettono battaglia, due squadre che nella regular season hanno dato vita a due match piuttosto differenti tra di loro, con l'andata nettamente vinta dall'Astro Cagliari per 81-51 su questo parquet cagliaritano, la vittoria sempre dell'Astro Cagliari in casa delle sassaresi con il punteggio di 70-67 nella sfida di ritorno appunto della stagione regolare. Sempre 0-0, non è ancora stato segnato alcun canestro in questa partita quando è passato il primo minuto di partita. Duello adesso sotto le planche nel pitturato tra Alessandra Ganga e la numero 13 del Sant'Orsola, Claudia Pirisi, palla che però è terminata sul fondo, ancora in possesso per il Sant'Orsola con 3 secondi per andare al tiro. Subito il piazzato uscendo dai blocchi di Gabriella Loriga, che è la cannoniere principe della squadra di Vidili, e subito ha marcato i primi 2 punti del Sant'Orsola. 2-0, palla dentro adesso nel pitturato da Cirronis, che si gira e appoggia al vetro. L'urlo anche di rabbia, di disperazione da parte di Cirronis per questo errore, sapeva di aver fatto un bel movimento in questa primissima parte di partita. Ancora dentro la palla per Chiara Cesaraccio, che va a prendersi un buon fallo mentre andava ad appoggiare al vetro, e ci sarà dunque palla ancora per il Sant'Orsola con il cronometro portato appunto a 14 secondi come da regolamento. Gli arbitri sono Nicola Saddi e Nicola Milidi. Andiamo a vedere i quintetti e a scorrere i quintetti scelti da Zedda e Vidili. L'Astro Cagliari con Ganga e Cirronis assieme a Gravina, Martellini e Canalis, chiaramente il quintetto base per le giallonere di casa. Per quanto riguarda il Sant'Orsola, con Gabriella Loriga, che ha firmato per ora l'unico canestro della partita, c'è col numero 19 Chiara Cesaraccio, col numero 7 Elena Mastrovito, col numero 8 Laura Carta e col numero 10 Gabriella Loriga. Dunque, scusate, col numero 13 Claudia Pirisi. Questo è il quintetto dunque del Sant'Orsola, con la palla gestita da Laura Carta che va da Chiara Cesaraccio, resta il palleggio, ancora Carta fuori per Gabriella Loriga, ancora col suo piazzato, stavolta è un airball e la palla termina direttamente sul fondo. Non è d'accordo con le decisioni in campo delle sue ragazze qui Vidili, che chiede un pochino più di coraggio alle ragazze arancionere. In questo frangente si sono accontentate del piazzato dai 6 metri, che infatti non ha visto neanche il ferro. Claudia Canalis a infilarsi un po' nel groviglio della difesa del Sant'Orsola. Gravina in qualche modo mantiene il possesso della palla, si va ancora da Canalis, che riesce a ribaltare molto bene per Gravina dal lato debole. Gran canestro qua da parte dell'Astro, con Gravina che ha fatto il bello e il cattivo tempo nella gestione inizio possesso e poi nell'appoggio al vetro per il 2 pari. 7:30 alla fine del primo periodo. Dentro ancora la numero 19 Chiara Cesaraccio, in rovesciata all'errore, il rimbalzo controllato da Laura Carta, c'è il fallo ai danni di Laura Carta, anzi no, c'è la palla persa dal Sant'Orsola sotto il canestro dell'Astro, e quindi possesso che viene gestito dalle ragazze di Zedda, con Canalis a chiamare il gioco d'attacco chiamato contro il pressing di Elena Mastrovito. La palla consegnata a Martellini, deve giocare molto lontano dal canestro la numero 10, palla dentro da Ganga in post basso, raddoppiata e fermata, e la palla viene anche recuperata da Laura Carta, che va lunga da Chiara Cesaraccio, resta il palleggio, scarica fuori per Loriga che si butta dentro, subisce la stoppata da parte di Noemi Gravina.
rimessa Sant'Orsola con 17 secondi nel cronometro dei 24, ce ne sono 7 di minuti alla fine da giocare prima del primo mini intervallo di questa partita. Si butta dentro ancora Chiara Cesaraccio, raddoppiata dal pesante duo dell'astro Cirronis Ganga. Si alza un muro davanti all'attaccante del Sant'Orsola, palla persa ancora per le sassaresi, 2 pari il punteggio e possesso gestito da Tatiana Martellini. Ancora la rabbia da parte di Vidili contro le sue ragazze, si arresta dalla linea dei 6,75 Tatiana Martellini, si prende la tripla, palla che però non entra nel canestro, contropiede vincente ancora di Gabriella Loriga e va a appoggiare al vetro il punto numero 4 sia personale sia del Sant'Orsola. 4-2 il vantaggio ospite, 6:30 alla fine, ancora l'errore col passaggio orizzontale di Martellini, tutto facile per Elena Mastrovito che sbaglia clamorosamente in contropiede tutta sola, davvero un errore clamoroso qua da parte di Elena Mastrovito. Astro che va a tutta velocità dalle parti del canestro arancio-nero, c'è il fallo, si va anche al primo time out di questo pomeriggio cagliaritano. Astro sotto in casa contro il Sant'Orsola, 4-2 il punteggio, 6:19 al primo mini intervallo di questo pomeriggio cagliaritano. Si torna in campo dopo il primo time out della sfida, 6 minuti 19 secondi alla fine del primo periodo, vantaggio Sant'Orsola 4-2 a Cagliari contro un Astro che non ha iniziato benissimo. Adesso dalla rimessa c'è la dormita della difesa del Sant'Orsola, Ganga però sbaglia da sotto per 2 volte, il rimbalzo di Cirronis, quarta opportunità sotto canestro per l'Astro, Ganga subisce fallo e qua l'Astro non ha voluto davvero mettere la palla in fondo alla retina perché per 4 volte Ganga e Cirronis hanno avuto la possibilità di appoggiare al vetro. Buon per le cagliaritane che arriva il fallo subito dalla numero 17 che avrà dunque la possibilità di andare per la prima volta in lunetta. Primo tentativo per Alessandra Ganga che va a segno, 4-3 il punteggio dopo 4 minuti di partita, secondo libero ancora a segno per Alessandra Ganga, 4 pari il risultato. La palla gestita adesso da Laura Carta che va da Chiara Cesaraccio, ferma il palleggio con un pochino di fretta probabilmente, poi dentro ancora da Laura Carta, buon movimento sotto canestro, tiro complicato infatti sbagliato, il rimbalzo però è controllato, si può ripartire ancora con il possesso, la finta di tiro e poi la palla messa a terra da Claudia Pirisi, poi c'è lo scarico fuori per Chiara Cesaraccio che sbaglia, terzo possesso di fila per il Sant'Orsola con Elena Mastrovito che prima ha sbagliato un contropiede davvero incredibile per il 6-2 e poi c'è un gran canestro da parte di Claudia Pirisi che da posizione sostanzialmente impossibile alza la parabola, va ad appoggiare al vetro il punto numero 6 della Sant'Orsola, 6-4 il vantaggio per le sassaresi. Possesso gestito adesso da Noemi Gravina, seguiamolo questo attacco, poi andremo a vedere anche quello che è il programma di questa giornata. Ganga ancora appoggiando al vetro, ancora in una situazione complicata, la palla recuperata dal Sant'Orsola a tutta velocità verso il canestro cagliaritano col Chiara Cesaraccio, perde la maniglia, possesso che però rimane al Sant'Orsola, la tripla di Elena Mastrovito sbagliata, il rimbalzo controllato da Cirronis, non c'è pausa in questa seconda parte di primo quarto, alla cieca Canalis a cercare nell'angolo Tatiana Martellini, palla persa dall'Astro che non ha sicuramente iniziato bene questa partita, si lamenta con la scelta della sua playmaker Carlo Zedda che infatti poc'anzi ha voluto parlarci su per un inizio di partita non certo ottimale da parte di Martellini e compagne. È entrata in campo anche Ilaria Loriga per il Sant'Orsola, si posiziona in un angolo, il tiro però è di Claudia Pirisi, sbagliato il rimbalzo di Ganga, una delle più lucide in questo avvio, Ganga che rischia anche l'infrazione di passi nella finta di passaggio dopo aver catturato il rimbalzo, tutto però regolare, la fine della palla per Martellini, gestita poi in punta da Cirronis che scarica fuori per Canalis da 3, prima canestro pesante per Canalis che va a firmare il 7-6. Ancora Ilaria Loriga, la numero 5 è fuori per Gabriella Loriga contro l'altra numero 10 Tatiana Martellinis, va dentro Elena Mastrovito contro Canalis, le strappa la palla nell'1 contro 1 Claudia Canalis, Tatiana Martellini, il campo aperto con Gravina, vuole correre l'Astro, il passaggio per Noemi Gravina, palla non controllata dalla numero 7, termina sul fondo e dunque possesso di nuovo per il Sant'Orsola, 4 minuti esatti alla fine del primo periodo, punteggio bassissimo 7-6
per l'Astro. Ci sono 19 secondi per l'attacco del Sant'Orsola, che va a svilupparsi con Ilaria Loriga, che va a destra e va ad appoggiare al vetro un tiro difficile. La palla controllata dalla spazzatura da Gabriella Loriga, che però sbaglia a sua volta. Allora ancora in contropiede per Noemi Gravina, che appoggia al vetro proteggendosi col ferro. 4 punti per Noemi Gravina, 9 per l'Astro, 9-6 il vantaggio delle padrone di casa. Possesso gestito da Ilaria Loriga con Gabriella Loriga, e poi nell'angolo per Claudia Pirisi il tentativo di anticipo da parte di Sonia Cirronis. C'è il fallo da parte della numero 15 che spinge nettamente l'avversaria in questa circostanza. Primo fallo per Sonia Cirronis, la rimessa affidata al Sant'Orsola con Laura Carta che gestisce tutti i possessi delle ragazze arancioniere. Ilaria Loriga fuori per Sara Cesaraccio, si va ancora da Claudia Pirisi, che però non manda a bersaglio. Adesso si sono abbassate notevolmente le percentuali del Sant'Orsola, che pure aveva cominciato la partita con buona lucidità. Tatiana Martellini in punta da Ganga, spalle al canestro, va da Canalis che finta la tripla, poi mette palla a terra, si butta dentro Claudia Canalis, fa valere tutto il suo talento, tutta la sua rapidità e trova altri 2 punti nella sua partita, più 5 Astro con il bel canestro in entrata da parte di Claudia Canalis, giocatrice con doppio tesseramento che, come sanno i nostri telespettatori, la gioca anche con il Cuscagliari in Serie A1 con la squadra di Antonello Restivo. Prende parte dunque anche al massimo campionato di basket, dove il Cuscagliari sta cercando una difficile salvezza. Cuscagliari impegnato in casa della Reyer Venezia nella giornata di domenica, ultimo match del Tour de Force davvero del Cuscagliari, che comincia il girone di ritorno affrontando tutte le migliori del campionato. Ha già affrontato Ragusa, Lucca e Schio, adesso la Reyer Venezia per chiudere un ciclo terribile, poi provare a buttarsi a caccia della salvezza. Intanto il punteggio è 13-8 con l'Astro avanti e palla in mano. Ganga va da Canalis, ribaltare per Noemi Gravina che appoggia al vetro, altri 2 punti. Grande inizio di pomeriggio per Noemi Gravina, 6 punti per lei, 15-8, prende il largo adesso l'Astro, che dopo un inizio complicato sta facendo valere la legge qui di Via Talete, e il Sant'Orsola chiamato a reagire. Una squadra giovane, il Sant'Orsola, che aveva chiuso il girone di andata al secondo posto dietro il Nulvi, poi è calata un pochino nella seconda parte di stagione e ha finito nelle posizioni di rincalzo. Eravamo in debito del programma di questa prima giornata della fase a orologio, mentre c'è il cambio in campo. Dicevamo, prima giornata di questa fase a orologio che vede la sfida qui tra Astro e Sant'Orsola, poi la sfida tra Basket 90 e Nulvi, quindi Antonianum contro Mercedes Alghero. Il 25 ci sarà la sfida invece tra Elmas e Spirito Sportivo. Una giornata dunque di questa fase a orologio che subito dirà un pochino se sono cambiate le cose. Difficile chiaramente che gli equilibri vengano stravolti rispetto alla regular season cominciata una settimana prima, ma insomma sempre interessante vedere anche quello che sarà il comportamento e la reazione da parte delle squadre alla pressione comunque di una fase a orologio che comincia a essere un pochino più importante di quelle che erano state le partite affrontate finora. La classifica prima di questa fase a orologio vede Nulvi avanti a tutte con 13 vittorie e una sconfitta. Alle loro spalle c'è l'Antonianum con 10 vittorie e 4 sconfitte, 9 vittorie e 5 sconfitte per Mercedes Alghero e Astro però quarta in classifica. Quinto il Sant'Orsola con 8 vittorie e 6 KO nella regular season. L'abbiamo detto, nella stagione regolare l'Astro ha vinto entrambi i confronti contro il Sant'Orsola, 81-51 la sfida giocata qui a Cagliari, mentre a Sassari era finita 70-67 per le ragazze di Zedda, una parità molto più equilibrata. Ultima giornata della regular season che si era giocata settimana scorsa, con l'Astro vittorioso con un po' di patemi contro Elmas per 68-60, una partita molto molto interessante e piacevole che vi abbiamo trasmesso in diretta su directasport.it, mentre a quarto il Sant'Orsola aveva perso per 47-32, dunque un punteggio ancora molto basso. Come è basso il punteggio qui a Cagliari quando mancano 43 secondi alla fine del primo periodo, vantaggio Astro per 15-12. C'è l'infrazione di passi adesso da parte dell'attacco sassarese, allora 40 secondi e possesso affidato alle ragazze cagliaritane, con Claudia Canalis incaricata della rimessa. La palla un po' complicata per Tatiana Martellini che punta il canestro, scarica fuori per Cirronis contro la
Numero 14 Federica Prota, che ha fatto il suo ingresso in questa partita. Noemi Gravina ancora a circolare per Martellini, dentro, profondo da Alessandra Ganga, che si gira e appoggia al vetro uno dei suoi tipici canestri, e vale il 17-12, ultimi 18 secondi, l'ultimo possesso è per il Sant'Orso, la palla gestita da Federica Prota nell'angolo per Laura Carta, cerca lo scarico Laura Carta, non trova nessuno e va a commettere infrazione di passi. La rabbia da parte di Vidili, che va a sedersi in panchina urlando davvero con tutte le sue ragazze. Sant'Orsola che aveva possibilità di gestire l'ultimo possesso, invece questo è dell'Astro con Martellini per Noemi Gravina, il piazzato dalla media che va a punire l'errore in attacco del Sant'Orsola, che aveva lasciato l'ultimo possesso. E infatti alla fine di questo primo quarto il punteggio dice 19-12 più 7 Astro, che aveva cominciato male. Sicuramente una grandissima partita da parte di Noemi Gravina, 8 punti per lei alla fine di questo primo periodo. 19-12 il punteggio in favore delle padrone di casa. Si riparte per il secondo periodo tra Astro e Sant'Orsola, con l'Astro avanti 19-12 dopo i primi 10 minuti. Una gran partita da parte di Noemi Gravina, che ha chiuso il primo periodo con un bel canestro dalla media sulla sirena. Astro che aveva avuto l'ultimo possesso dopo che il Sant'Orsola aveva letteralmente buttato alle ortiche la possibilità di arrivare fino in fondo e accorciare un pochino le distanze, e infatti l'intervallo, il primo mini intervallo era stato gestito da Vidili con il volume della voce piuttosto alto per andare a catechizzare le sue ragazze su alcune situazioni offensive dove il Sant'Orsola ha peccato di fretta e scarsa anche applicazione nella gestione dei possessi e delle spaziature. Gravina con l'extra pass per Cirronis, infrazione di metà campo da parte dell'Astro. Cirronis va a raccogliere la palla che Noemi Gravina le aveva passato, non si è fatta trovare pronta qui la numero 15, che infatti chiede scusa alle compagne. Allora, possesso per il Sant'Orsola, le ragazze arancio-nere, oggi completo nero con inserti arancioni, completo giallo e inserti neri per l'Astro, che attacca da sinistra verso destra, lo fa adesso a tutta velocità con Tatiana Martellini in campo aperto contro Mastrovito. C'è lo sfondo da parte di Martellini, non è d'accordo qua Tatiana Martellini, che con un sorriso beffardo va ad accogliere la decisione degli arbitri, che sono Nicola Saddi e Nicola Milidi di Quartus Sant'Elena. Possesso Sant'Orsola dunque quando sono passati 50 secondi in questo secondo periodo. La palla gestita da Laura Carta, che va da Chiara Cesaraccio, prolungato il palleggio, gran difesa da parte di Gravina, la palla arriva però a Ilaria Loriga, che può prendersi un piazzato con tanta libertà dai 6 metri, palla che però viene sputata fuori dal ferro. Allora può attaccare ancora il quintetto cagliaritano, anticipata Ganga, possesso che sarà ancora dell'Astro. Time out in campo, 8:50 alla fine del primo tempo, il vantaggio dell'Astro Cagliari è sempre di 7 punti, 19-12. Si riparte con la rimessa affidata a Noemi Gravina, 16 secondi per il tiro della formazione di casa, con Tatiana Martellini a gestire questo pallone. Passaggio molto azzardato per Claudia Canalis, ha letto molto bene in anticipo qui Elena Mastrovito, che va ancora a interrompere la trama. Ci sono 10 secondi per andare al tiro per l'Astro, possesso però che viene subito perso dalla formazione di casa, con Ganga che non addomestica la palla che rimbalza sulla linea di fondo. E allora il pallone adesso è nelle mani di Laura Carta. Canalis però entra subito in possesso di nuovo della sfera. Il ribaltamento per Tatiana Martellini, palla che sfugge dalle mani di Tatiana Martellini. Davvero partita dai contenuti tecnici molto diradati. Davvero stiamo assistendo a tanti errori con la palla tra le mani da parte di queste due squadre. Il punteggio parla chiaro, molto basso, 19-12, un inizio complicato per l'Astro. Poi invece è salita un po' di tono la squadra di Zedda, ha sbagliato tanto in attacco, sta continuando a sciupare tanto il Sant'Orsola, e il punteggio si è dunque modificato, con il vantaggio attualmente di sicurezza per
Martellini e compagni. È proprio Martellini in possesso sul lato destro, dentro nel pitturato da Gravina, che va a alzare questo gancio senza grosse possibilità di finire in fondo alla retina, e infatti arriva poi la palla persa perché il rimbalzo di Gravina non viene controllato. 8 minuti esatti alla fine del primo tempo, 19-12, sempre il vantaggio per l'Astro, con la palla affidata a Federica Prota. Il canestro da parte di Federica Prota, numero 14, che è una delle giocatrici più importanti dal punto di vista offensivo per Vidili, e adesso lo ha dimostrato con questi 2 punti che tengono in linea di galleggiamento. Canalis a chiamare il movimento delle proprie compagne, non c'è nessuna che però si libera per la ricezione. Canalis deve mantenere dunque il palleggio prolungato, alla fine subisce il fallo sulla pressione di Mastrovitto. C'è la possibilità di attaccare adesso con 15 secondi, ancora un passaggio complicato da parte di Martellini per Canalis, non la prima volta quest'oggi. Va in contropiede Laura Carta, sbaglia in contropiede Laura Carta, il rimbalzo ancora di Prota che appoggia al vetro, subisce il fallo e si fa adesso di nuovo vicino, si fa sotto il Sant'Orsola. 19-16 il punteggio, con tiro libero supplementare per la numero 14 ospite, che può dunque andare a portare a 2 il distacco delle sassaresi. Lo fa, e dunque il punteggio dice 19-17 per l'Astro, che adesso è in possesso del pallone con Canalis. Il blocco portato da Gravina, che poi rolla dentro, si va però nel lato destro da Hultqvist, che adesso è entrata nella partita. Esce Gravina fuori per Martellini, la tripla uscendo dai blocchi di Tatiana Martellini. È lunga il rimbalzo di Mastrovito, che poi si addormenta col pallone tra le mani. Alla fine il passaggio per Carta è comunque arrivato, ancora fuori per ancora Mastrovito, che va dentro da Gabriella Loriga, che torna a far punti dopo il canestro iniziale. Gabriella Loriga, che è giocatrice dalla quale dipendono molte delle produzioni offensive del Sant'Orsola. Parità a quota 19, parziale aperto di 7-0 per il Sant'Orsola per entrare in questo secondo periodo. Non ha ancora segnato l'Astro, non riesce a farlo neanche in questo frangente con Hultqvist. La palla contesa tra Cirronis, Carta e Hultqvist, e palla contesa, la freccia dice ancora Astro, quindi 14 secondi per le cagliaritane. Fuori Carta, dentro Ilaria Loriga, in campo con Gabriella Loriga assieme a Chiara Cesaraccio, Elena Mastrovito e Federica Prota. Arriva alla fine il canestro di Sonia Cirronis, primi 2 punti di questo secondo periodo per l'Astro, che sale di nuovo in vantaggio di 2 punti, 21-19. Prota a gestire questo pallone contro Cirronis, la ricezione di Ilaria Loriga, pensa alla tripla, mette palla per terra, rischia l'infrazione di passi, alla fine la commette la numero 5, giusto il fischio qua da parte degli arbitri, e dunque palla che torna in possesso dell'Astro, che ha ancora 18 secondi per andare al tiro. Ricordiamo che è la prima giornata della fase a orologio del campionato di Serie B, massimo campionato regionale di basket femminile, una fase importante per determinare le prime 4 della graduatoria, che andranno a giocarsi poi i playoff da marzo. Fase a orologio che terminerà il 6 marzo, comincia oggi, una settimana dopo la fine di una regular season che aveva incoronato Nulvi come capolista di questo campionato. Quarto posto per l'Astro, quinto per il Sant'Orsola, una vittoria di differenza tra le cagliaritane e le sassaresi. Parziale di 7-0 per il Sant'Orsola e adesso parziale di 6-0 per l'Astro, che sale di nuovo avanti 25-19. Mastrovito sotto canestro, poi lo scarico per Prota, la finta, palleggio, arresto e tiro e canestro da parte di Prota, che qua una buona esecuzione. Vidili che a metà azione aveva gridato non si capisce nulla, a denotare la confusione vista dall'allenatore arancio-nero nel gioco delle sue ragazze. Canalis va dentro da Cirronis che però chiamava il passaggio per Martellini, insomma tanta confusione. Ne viene fuori un contropiede da parte di Gabriella Loriga, che va ad appoggiare al vetro, a subire ancora fallo, il nuovo end one per il Sant'Orsola. Vedremo se Loriga trasformerà il canestro supplementare. Esce adesso Canalis, entra in campo Eleonora Cocco. Canalis piuttosto abbattuta in questo frangente uscendo dal campo, si prende anche la catechizzazione da parte di Carlo Zedda. Canalis che aveva perso un pallone abbastanza sanguinoso nell'attacco precedente, andando dentro da Cirronis che aveva tagliato anziché servire Martellini nell'arco. Il canestro
da parte di Gabriella Loriga, canestro supplementare, e dunque 25-24 il vantaggio per l'Astro. Partita molto equilibrata, si va a strappi dopo il 7-0 iniziale della Sant'Orsola, è arrivato il 6-0 per l'Astro, e adesso la risposta a Gabriella Loriga, che aveva fatto 2+1, di Holmqvist, che è entrata molto bene in questa partita, secondo canestro consecutivo per la numero 22, e vantaggio dell'Astro che sale a 3 lunghezze, 27-24. C'è l'infrazione di passi da parte di Prota, che aveva attaccato dal palleggio da sinistra. 4 minuti 44 secondi alla fine di questo primo tempo, vantaggio Astro 27-24, palla gestita da Tatiana Martellini, il blocco portato da Gravina, si va ancora per vie perimetrali da Cocco, il ribaltamento di Martellini per Holmqvist contro Gabriella Loriga, va allora ancora a sinistra Holmqvist da Martellini, passaggio dentro da Cirronis che commette fallo spingendo la marcatrice diretta. Cirronis, che è ancora molto arrabbiata con le sue compagne, fallo da parte della numero 15, fallo numero 2 per Sonia Cirronis, che adesso esce dal campo e lascia il posto ad Alessandra Ganga. Molto arrabbiata, molto nervosa qui Sonia Cirronis, che ha gridato alle sue ragazze: guardate i movimenti, ha detto cosa ci vuole a guardare. Adesso si va anche a scontrare in qualche modo col suo allenatore, momento di nervosismo che ci può stare all'interno di una partita. Prota, il canestro che è da 2 perché il piede era sull'arco, bel canestro da parte di Prota, l'avevamo detto in precedenza, giocatrice molto importante per gli equilibri offensivi, per la produzione offensiva del Sant'Orsola, e lo ha dimostrato. Ma arriva la risposta da parte di Eleonora Cocco, la numero 21, che va a piazzare la tripla del +4, e questo è un colpo pesante per l'Astro, perché sta riuscendo a rintuzzare tutti gli attacchi del Sant'Orsola, attacchi che ora si sono svegliati, perché Ilaria Loriga piazza da dentro l'area ancora il canestro da 2, 30-28 il punteggio per l'Astro, punteggio che si è un pochino alzato dopo i primi 12 minuti davvero da quasi punteggio da mini basket. Adesso il rimbalzo che viene conteso da Noemi Gravina e Laura Carta, possesso che rimane nelle mani dell'Astro con 14 secondi. Fuori si va da Martellini dalla rimessa, dal palleggio ad attaccare l'altra numero 10, la numero 10 avversaria Gabriella Loriga, poi la palla strappata a Tatiana Martellini, che non sta brillando particolarmente nel primo tempo di questa sfida. Il fallo subito in campo aperto da Laura Carta, fallo che porta 2 tiri liberi al Sant'Orsola. In bonus dunque il quintetto cagliaritano, che adesso si schiera con Ganga, Holmqvist, Gravina, Martellini e Cocco. Per quanto riguarda invece il Sant'Orsola ci sono Prota, Loriga, Carta, Gabriella Loriga e Claudia Pirisi. Tiro libero, il secondo tiro libero da parte di Laura Carta, che va a segno, parità, quota 30, a 3 minuti e 15 per chiudere il primo tempo. Martellini va da Cocco, calda il tiro come abbiamo visto in precedenza contro Ilaria Loriga. Cocco decide di ragionare, poi di andare da Martellini, che gioca adesso da playmaker con l'uscita di Claudia Canali. Si alza da 3 punti Martellini, una tripla fuori dai giochi, il rimbalzo di Gravina e ancora la palla per Martellini, che stavolta decide di andare dentro, va a prendersi con esperienza e con grande presenza fisica il fallo da parte della marcatrice diretta, fallo da parte, se non abbiamo visto male, da parte di Laura Carta. E dunque la rimessa per l'Astro, dorme qua la difesa del Sant'Orsola, sbuca dal nulla Holmqvist, che trova altri 2 punti sul passaggio di Tatiana Martellini, che ha visto il movimento della numero 22, ha visto dunque il bel canestro della compagna. La palla gestita adesso da Ilaria Loriga, dentro una palla un po' complicata per Carta, ha tentato di anticipare Holmqvist, che va a commettere fallo. Ci sono altri 2 tiri liberi, chiaramente in bonus, e chiaramente questo può essere un momento importante per il Sant'Orsola. Cambio adesso da parte di Vidili, che toglie dal campo una molto positiva Federica Prota e va a inserire di nuovo in campo Chiara Cesaraccio. In lunetta c'è ancora Laura Carta per 2 liberi, va a segno il primo, 32-31 il punteggio quando mancano 2 minuti e 35 secondi alla fine del primo tempo. 2 su 2 da parte di Laura Carta e parità a quota 32.
Holmqvist fuori da Cocco, dentro adesso da Gravina, triplicata la marcatura su Noemi Gravina, ne viene fuori col grande talento qua Noemi Gravina, rischia di mettere dentro un grandissimo canestro e non è fortunata. Laura Carta scappa in contropiede, appoggia al vetro, un bellissimo canestro in entrata qua a tutta velocità, si è mangiata il campo, sorpasso Sant'Orsola 34-32, stiamo assistendo a una parità molto bella davvero anche adesso dal punto di vista tecnico, dopo che i primi 15 minuti erano stati invece molto brutti con molti errori. Le due squadre ora stanno eseguendo meglio in attacco e le difese soprattutto stanno alzando i toni e abbiamo visto una serie di recuperate. Cambio adesso per l'Astro, Carlo Zedda vuole più presenza al sottocanestro, inserisce una Cirronis molto energica anche con le compagne nella prima parte di partita, gravata di 2 falli. La numero 15 esce Holmqvist, che ha giocato una buona gara anche dal punto di vista realizzativo. Martellini dentro da Ganga, c'è la palla persa da Ganga e dunque si ripartirà con la rimessa affidata al Sant'Orsola. Manca 1 minuto 47 secondi alla fine del primo tempo, il vantaggio dice Sant'Orsola 34-32, time out in campo. Si riparte con il Sant'Orsola avanti 34-32, palla in mano, Laura Carta esce dai blocchi, poi Gabriella Loriga che va a gestire questo possesso, poi in punta da Claudia Pirisi, fallo in attacco, anzi no, palla contesa dalle due squadre. La freccia premia adesso il Sant'Orsola, in precedenza aveva invece premiato l'Astro. 1 minuto e 34 secondi alla fine del primo tempo, un primo tempo che aveva visto la prima parte col punteggio basso e con un Sant'Orsola pareto piuttosto bene, invece un Astro molto distratta, poi l'Astro che sembrava aver messo le mani sulla partita andando avanti sul 19-12, parità quota 19, poi 25-19 e adesso invece il punto a punto che si è innescato e sembra inscalfibile in questo finale di primo tempo. Ancora Loriga ad attaccare dal palleggio, ancora Ilaria Loriga a commettere infrazione di passi, lo era già capitato in precedenza. 1 minuto 15 secondi alla fine. Cocco nell'angolo per Tatiana Martellini, palla persa dall'Astro e gestita ora da Gabriella Loriga che ferma il palleggio, viene incontro Laura Carta che va a buttarsi dentro, tiro difficile senza guardare il canestro, il rimbalzo gestito poi da Claudia Pirisi, lotta furibonda a terra, si buttano in 4 sul parquet di Via Talete. Alla fine il possesso è dell'Astro e la rimessa affidata a Tatiana Martellini. Ancora in panchina Claudia Canalis, Tatiana Martellini a gestire ancora l'attacco dell'Astro con Gravina, Coco, Ganga e Cirronis. Per quanto riguarda invece il Sant'Orsola, negli ultimi 40 secondi di primo tempo c'è Ilaria Loriga con Pirisi, Gabriella Loriga, Chiara Cesaraccio e Laura Carta. Fallo ancora fischiato all'attacco, ne ha subiti davvero pochi di falli l'attacco dell'Astro, mentre il Sant'Orsola ha beneficiato della fallosità, passateci il termine, dell'Astro, andando anche spesso in lunetta in questo primo tempo. Ultimi 20 secondi e il Sant'Orsola che non può andare fino in fondo. Chiara Cesaraccio a gestire questo possesso, a perdere la palla, Martellini la recupera, si va a buttare in transizione, è rientrata però bene la difesa del Sant'Orsola. Gravina cerca una compagna libera che non c'è, deve ricominciare da Martellini contro Laura Carta, raddoppiata Martellini, non ha spazio, alza questo pallone che sbatte sulla base superiore del tabellone. Si va dunque all'intervallo lungo con il punteggio che arrida al Sant'Orsola, vantaggio sassarese qui a Cagliari 34-32 contro l'Astro, una partita molto intensa, equilibrata, che è andata un pochino a sprazzi ma che nel finale soprattutto si è dimostrata sicuramente gradevole. Un po' di pausa e poi chiaramente il secondo tempo sempre su directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Di nuovo in diretta su directasport.it per il secondo tempo della sfida tra Astro Cagliari e Sant'Orsola, con il Sant'Orsola avanti 34-32 dopo i primi 20 minuti molto tirati, anche appassionanti, non sempre bellissimi dal punto di vista tecnico per la verità, ma insomma ne è venuta fuori comunque un primo tempo gradevole. Vanno anche riempiendosi lentamente le tribuna, gli spalti dell'impianto di Via Talete qui a Cagliari, che all'inizio della partita non erano certo gremite. Partita cominciata alle ore 17. Siamo in diretta streaming su directasport.it e su Directasport Live TV, la piattaforma YouTube attraverso il quale vi stiamo offrendo ancora in diretta questo appuntamento, secondo appuntamento cestistico del sabato, dopo la bella vittoria della Virtus Cagliari contro Marghera alle ore 15:30, una partita molto importante per le ragazze di Montemurro, seconda vittoria consecutiva. Una partita appunto in diretta su directasport.it, raccontatavi dal nostro Roberto Rubio. E non è finita chiaramente, perché domenica poi ci sarà anche in diretta la sfida sempre per il basket femminile del campionato di Serie 2 tra San Salvatore, Selargius e Castelcarugate, in diretta dalle 15:15 da Viale Vienna appunto a Selargius. E poi chiaramente sempre per la palla a spicchi l'appuntamento con il Sustento, squadra che Directasport.it segue con particolare attenzione in questa stagione, dove i ragazzi di Sassaro stanno comandando le operazioni e la classifica nel campionato di Serie C Silver. Insomma, come sempre tanto basket nel weekend di Directasport.it, chiaramente su sardegnasport.com tutti gli eventi, tutte le notizie, chiaramente tutta la copertura giornalistica sugli eventi dello sport sardo, dal Cagliari che ha battuto la Ternana per 1-0 alla grande vittoria della Primavera del Cagliari in casa del Chievo, ma poi il rugby, la pallavolo chiaramente, e poi domani l'appuntamento con la Serie D di calcio, la Dinamo Sassari in casa contro Cantù. Tutto con i nostri inviati, tutto con i nostri approfondimenti, i report, le interviste e di tutto e di più davvero sullo sport dei sardi e della Sardegna. Siamo in diretta però su directasport.it. Il nostro saluto va chiaramente a chi ci sta seguendo anche da Sassari, ma in assoluto dal resto della Sardegna, dell'Italia, in diretta streaming. 38-32 l'allungo del Sant'Orsola in questo inizio di secondo tempo, 8 minuti 35 alla fine del terzo periodo, e Astro che continua ad avere difficoltà a gestire questa partita, come era successo già dall'inizio del match, quando con un po' di dormita generale aveva permesso al Sant'Orsola di prendere fiducia. 38-32, 38-34 il vantaggio del Sant'Orsola adesso, con i 2 punti di Ganga da sotto le planche. Andiamo a vedere anche i quintetti con cui coach Vidili per il Sant'Orsola e coach Carlo Zedda per l'Astro hanno cominciato questo secondo tempo. Astro con il suo quintetto base, quindi con Canalis assieme a Gravina, Ganga, Cirronis e Martellini. Per quanto riguarda il Sant'Orsola c'è Chiara Cesaraccio con Elena Mastrovito, Laura Carta, Claudia Pirisi e la numero 19 appunto Chiara Cesaraccio. La palla gestita adesso, scusate, la numero 10 Gabriella Loriga, palla che viene messa adesso dentro ancora dal Sant'Orsola, vantaggio di 6 lunghezze per le sassaresi, che ora devono difendere. 40-34, 7-30 per chiudere questo terzo periodo. Passaggio complicato in punta da Ganga, che poi mette palla per terra, si butta dentro, subisce il fallo di Claudia Pirisi. Ci saranno 2 tiri liberi per Alessandra Ganga, sicuramente una delle più positive nel primo tempo per il
quintetto cagliaritano che è andato molto molto a sprazzi, un inizio negativo, poi era riuscito ad andare avanti di 7 lunghezze, 19-12, la risposta da parte del Sant'Orsola con il parziale di 7-0, il controparziale per il 19 pari, ancora un parziale aperto di 6-0, 25-19 per l'Astro, poi invece il Sant'Orsola, quando sembrava un pochino in difficoltà, ha reagito, è andato a mettere le mani sulla partita, chiudendo avanti il primo tempo per 34-32. Adesso si prosegue sui binari dell'equilibrio, partita che continua dunque con grande lotta tra queste due squadre, si va un pochino davvero a folate. Da 3 si alza Elena Mastrovito, gran tripla con il palleggio, arresto e tiro dal centro, grandissimo canestro qua da parte della numero 7 che sta giocando un'ottima partita anche in difesa. Aveva sbagliato all'inizio del match un canestro facile in contropiede solitario, poi però davvero tante cose positive per la squadra di Vidili. Fatica a uscire dalla propria metà campo del Sant'Orsola sulla pressione dell'Astro, qualche problema per Carta che poi riesce ad andare con l'extra pass per Claudia Pirisi che attacca il ferro e firma altri 2 punti e vantaggio Sant'Orsola che sale, 9 punti, 36 per l'Astro, palla in mano, 45 per il Sant'Orsola. La tripla di Martellini, mezzo giro nell'anello e palla sputata fuori, Carta in contropiede, palla che rimbalza sul piede di Noemi Gravina, il raddoppio di Ganga, possesso che rimane alla Sant'Orsola, cambio con il rientro in partita per Hultqvist al posto di una Noemi Gravina che aveva iniziato molto bene la partita e ha continuato a giocare con grande caparbietà nel primo tempo. Zedda va a catechizzare le sue ragazze per i cambi di marcatura con l'ingresso di Hultqvist che va ad accoppiarsi con adesso c'è la difesa a zona in realtà da parte dell'Astro, con il ribaltamento da parte di Gabriella Loriga per l'entrata di Chiara Cesaraccio, palla che danza sotto il canestro cagliaritano. C'è il fallo fischiato probabilmente a Ganga, che è andata a toccare il braccio di Gabriella Loriga. Saranno 2 tiri liberi per la numero 10, mentre esce proprio Elena Mastrovito e entra in campo Sara Cesaraccio nel quintetto di coach Vidili, che va a complementarsi con la sua numero 7. 2 tiri per Gabriella Loriga quando manca 6 minuti esatti, un secondo anche per chiudere questo terzo periodo. Gabriella Loriga che va a firmare il punto numero 46 del Sant'Orsola, firma anche il 47esimo e allora più 11 per le sassaresi, che ora sì sono padrone del campo in casa della formazione che è arrivata quarta in classifica. Ricordiamo che questa è la prima giornata della fase a orologio del campionato di Serie B di basket femminile, secondo segmento possiamo dire così del massimo campionato regionale, dopo la regular season che aveva visto queste due squadre arrivare rispettivamente l'Astro al quarto posto e il Sant'Orsola al quinto, con una vittoria di differenza a vantaggio delle cagliaritane, che classifica della regular season che ha visto invece il Nulvi chiudere in testa alla classifica. Canestro da parte di Tatiana Martellini a suonare la carica, la tripla del meno 8, 47-39. Tatiana Martellini che non è riuscita ad azionarsi granché in attacco, ma ha trovato ora una tripla molto molto importante per tenere in vita l'Astro, che sta facendo grande fatica. Si alza da 3 punti, adesso Carta sbaglia la tripla però ben costruita, la palla recuperata nella metà campo offensiva da Cesaraccio, Chiara Cesaraccio, e poi è Sara Cesaraccio in possesso della palla, fuori per Gabriella Loriga. Carta con l'extra pass nell'angolo per Chiara Cesaraccio da 3 a bersaglio, tripla per la numero 19 arancio-nero e più 10 Sant'Orsola, 49-39. Ottima partita davvero da parte delle ragazze di Vidili. Il programma di questa prima giornata della fase orologio: a quarto si gioca Antonianum contro Mercedes Alghero, Basket 90 che ospita Nulvi, Astro Cagliari che chiaramente stiamo vedendo in diretta ospita Sant'Orsola, l'Elmas invece riceverà la visita dello Spirito Sportivo. 2 i precedenti in stagione, chiaramente andate e ritorno, entrambe vittorie per l'Astro, netta la prima 81-51 su questo parquet, 70-67 invece la vittoria dell'Astro, molto più sofferta in casa delle ragazze di Vidili, che però qui stanno davvero vendendo cara la pelle, stanno costringendo l'Astro ora a risalire la china da meno 10 con palla in mano per Martellini che ferma il palleggio, va da
Ganga nel lato sinistro, palla però ancora recuperata, molta poca lucidità, tanta fatica in attacco per il Sant'Orsola. Si butta dentro ora Gabriella Loriga, va a prendersi un fallo importante, cambio con l'ingresso da parte di Ilaria Loriga al posto di Federica Prota. C'è però time out chiamato da Carlo Zedda, che chiaramente vuole sistemare le cose che non stanno andando bene per l'Astro. Il punteggio dice vantaggio Sant'Orsola 49-39, 4 minuti 5 secondi alla fine del terzo periodo. Si riparte dal 49-39 per il Sant'Orsola, palla in mano, 17 secondi per andare al tiro. Ilaria Loriga dentro per la conclusione di Federica Prota, che però non trova il canestro dai 3 metri. E allora Claudia Canalis contro Sara Cesaraccio, difende forte, esce dai blocchi Holmqvist, che però non ha lo spazio per prendersi il tiro contro Ilaria Loriga. E allora deve andare Cirronis dal palleggio, palla persa ancora da Cirronis. Una partita molto nervosa per Cirronis, una partita nervosa per l'Astro, che sta facendo davvero tanta fatica e non sta trovando assolutamente davvero il pertugio, la spaziatura giusta, fatica a far girare palle. Difende molto bene il Sant'Orsola sulle giocatrici chiave dell'attacco Astro, e adesso arriva un gran canestro da parte di Gabriella Loriga, che è giocatrice chiaramente principale per quanto riguarda la vena realizzativa delle sassaresi. 3 minuti e 17 alla fine del terzo periodo, vantaggio Sant'Orsola 51-39. Ilaria Loriga esce vincitrice dalla lotta al rimbalzo, poi però Canalis la ferma all'altezza della tre quarti offensiva dell'Astro. Si butta dentro Martellini, va a prendersi un fallo, sta facendo molta fatica in attacco e chiaramente diventa fondamentale per l'attacco dell'Astro anche prendersi qualche tiro libero e qualche situazione positiva a cronometro fermo. Lo ha fatto Tatiana Martellini, che cerca di entrare in questa partita non soltanto con la presenza, con il carisma, ma anche con i punti che in questo momento servono all'Astro per mettersi in partita. 51-41, 2 su 2 da parte di Tatiana Martellini. Astro che ritorna a meno 10 in questa partita. Ultimi 3 minuti del terzo periodo. Carta ad andare a sinistra per cominciare questa azione, riceve all'altezza della linea del tiro libero Prota, che va poi a portare il blocco proprio per Carta, raddoppiata fuori da Gabriella Loriga. Infrazione di passi per lei, che è andata a destro. È andata a destra Gabriella Loriga. Qui Vidili va a chiamare anche il cambio e va a inserire nella partita di nuovo Claudia Pirisi. E fuori Gabriella Loriga, un pochino stanca, un pochino di riposo per lei, anche per preservarsi per quelle che saranno le fasi più importanti del match. 2 minuti e 37 alla fine del terzo periodo, dentro per Ganga, che si gira, non vede però il ferro, e palla gestita ora da Carta, che chiama il gioco. Escono dai blocchi Sara Cesaraccio e Ilaria Loriga. La ricezione però è per Claudia Pirisi, che va fuori per la tripla di Prota, che sbaglia il tiro dalla lunga distanza. Martellini ancora dentro, fuori per Ganga, il tiro sbagliato dalla media. Adesso il canestro si è chiuso un po' per entrambe le squadre. Lotta adesso al rimbalzo, è caduta a terra Prota, che è inciampata su Tatiana Martellini, che probabilmente ha preso anche una botta al volto. Scontro duro ora sotto canestro all'altezza del post basso. Duello duro qui a rimbalzo tra Prota e Martellini. Adesso la fase del match è piuttosto calda, diventa molto importante davvero non buttare via nulla. Lo sanno entrambi gli allenatori, entrambe le squadre e chiaramente tutte le giocatrici in campo. Stiamo assistendo anche a duelli fisici piuttosto energici. Attacca l'Astro con Holmqvist, 6 secondi per andare al tiro per le cagliaritane, fuori per la tripla di Canalis, sbagliata e non di poco. Era una buona tripla fil di sirena, c'era però pressione nelle mani della numero 20, che non ha brillato particolarmente. Diversi palloni persi, diversi errori anche di valutazione nelle situazioni palla in mano per l'Astro. La palla adesso ancora in possesso del Sant'Orsola, ci sono 12 secondi per andare al tiro per le sassaresi. 1:30 alla fine del terzo periodo, palla che si arrampica sul primo ferro e va a segno con Claudia Pirisi. Altri 2 punti, più 12 Sant'Orsola.
più 12 Sant'Orsola che comanda adesso sul parquet qua di Via Talete. Astro che non riesce a trovare il bandolo della matassa, si affida a Tatiana Martellini che qua con uno slalom davvero di altissimo livello va ad appoggiare in sottomano il punto numero 43. Astro totalmente sulle spalle di Tatiana Martellini in attacco, in punta alla ricezione di Prota, va da Loriga che mette palla per terra a destra, poi si alza e prende un tiro che non vede il ferro e termina sul fondo. Cambio, ritorna in campo per il Sant'Orsola Elena Mastrovito, esce Laura Carta, esce anche Ganga nell'Astro, ritorna in campo Noemi Gravina in quintetto con Cirronis, Martellini, Canalis e Olqvist. Per quanto riguarda il quintetto del Sant'Orsola c'è Sara Cesaraccio con Mastrovito, Prota, Pirisi e Ilaria Loriga. La palla per Cirronis che va nell'angolo da Olqvist, sbaglia la tripla, il rimbalzo di Prota che forse ha spinto Gravina. Vediamo se il fallo viene fischiato alla numero 14 del Sant'Orsola o alla numero 7 dell'Astro. Fallo fischiato alla 14 del Sant'Orsola, la Prota che ha spinto evidentemente prima di impossessarsi di questa palla vagante, dunque possesso che rimane alle cagliaritane, buon per la squadra di Zedda. 40 secondi alla fine del terzo periodo, Cirronis dentro verso il canestro di pura rabbia, di pura lotta qui da parte di Cirronis. Il suo semigancio destro è andato ad arrampicarsi letteralmente sul ferro, a trovare 2 punti per il -8. Si apre uscendo dai blocchi Ilaria Loriga, tripla, gran tripla qua per lei, 56-45. Sant'Orsola che non ne vuole sapere di far avvicinare l'Astro in questo terzo periodo, è vantaggio rassicurante per le sassaresi, 56-45, ultimi 6 secondi. Martellini buttandosi dentro deve forzare, la palla recuperata da Pirisi, c'è anche il fallo da parte di Tatiana Martellini che perso il pallone, è andata a commettere fallo su Claudia Pirisi e dunque 3 secondi, 3 decimi alla fine di questa partita, di questo terzo periodo, per entrare poi nell'ultimo quarto. Vediamo se il Sant'Orsola riuscirà a mettere dentro una preghiera. C'è l'infrazione di passi dalla rimessa di Elena Mastrovito, allora adesso la possibilità di andare a cercare il canestro sulla sirena e dell'Astro. 2 secondi e 3 decimi che sono importanti anche per il morale qualora dovesse arrivare il canestro. Olqvist dentro da Cirronis, c'è il fallo da parte di Ilaria Loriga su Cirronis che non riesce a ricevere questa palla e dunque fallo sulla numero 15. Non è in bonus, chiaramente un fallo, una scelta giusta da parte del Sant'Orsola che lascia 1 secondo e 7 decimi alla fine del terzo periodo e manda ancora l'Astro ad effettuare una rimessa con pochissimo tempo per trovare il canestro. In campo ora col numero 15 c'è Silvia Amuganu che non aveva fatto ancora l'ingresso nel match, chiaramente l'obiettivo ora è quello di far passare questo secondo e 7 decimi. Vediamo quella che sarà la scelta offensiva dell'Astro. Olqvist fuori da Canalis, deve cercare una preghiera, lo fa sulla sirena e palla che entra nel canestro, non viene dato il canestro alla formazione cagliaritana. Francamente mi sembrava che la sirena non fosse ancora suonata, secondo me il canestro è buono. Vediamo anche quello che viene fuori dal consulto tra tavolo e arbitri che sono, ricordiamo, Nicola Saddi e Nicola Miliddi di Quartus Sant'Elena. Vediamo la scelta, sì, viene dato il canestro all'Astro, grande soluzione qua per l'Astro che trova dunque il punto numero 47. Il punteggio alla fine del terzo periodo è 56 Sant'Orsola, 47 per l'Astro Cagliari, padrone di casa. Ultimi 10 minuti davvero tutti da seguire, con il Sant'Orsola che cercherà di difendere il suo vantaggio e l'Astro a caccia del primo successo in questa fase orologio. Tra poco. Comincia dunque l'ultimo periodo della sfida tra Astro Cagliari e Sant'Orsola, prima giornata della fase orologio del campionato di Serie B regionale. Vantaggio Sant'Orsola contro pronostico in casa dell'Astro, 56-47. Astro che adesso attacca con Canalis che scarica per Gravina, sbaglia da sotto la numero 7, il rimbalzo controllato da Federica Prota, poi scappa via Carta che evita un paio di contatti. Alla fine c'è la palla accompagnata
da Laura Carta, che non è d'accordo con il fischio dell'arbitro. È d'accordo invece Vidili, che dice alla sua giocatrice: sì, hai commesso l'infrazione. Torna velocemente in difesa. La difesa proprio di Carta contro Tatiana Martellini, che porta palla nonostante in campo ci sia Canalis con Martellini, Holmqvist, Cirronis e Gravina. Comincia dunque in panchina Alessandra Ganga questo quarto periodo. Per quanto riguarda il Sant'Orsola, in campo c'è Laura Carta con Pirisi, Mastrovito, Prota e Sara Cesaraccio. La rimessa affidata a Tatiana Martellini, 14 secondi per l'attacco della formazione cagliaritana. Riceve dalla rimessa Canalis, che trova libera Holmqvist, l'extra pass per Gravina dalla media, doppio rimbalzo sul ferro. Alla fine arriva il canestro per Noemi Gravina, 56-49, vantaggio ospite. Quindi Sant'Orsola, palla in mano in questo ultimo periodo, salvo supplementari ovviamente, a 8:50 dalla fine del match. Sara Cesaraccio si palleggia su un piede, la palla recuperata da Martellini, che prova a spingere la transizione, va da Holmqvist, ricezione complicata, deve allontanarsi dal canestro, deve ripartire Martellini, la tripla che non va, è lunga. Holmqvist ancora a prendere il rimbalzo, lotta tra Carta e la numero 22 dell'Astro, palla contesa, Freccia che premia l'Astro, e nel Sant'Orsola rientra in campo Gabriella Loriga al posto di Sara Cesaraccio. Sta facendo ruotare molto il suo quintetto e il suo roster Daniele Vidili, per una formazione sassarese che sta giocando davvero una grande partita qui a Cagliari, una vittoria che sarebbe fondamentale per appunto chi riuscirà ad aggiudicarsela, tra due squadre che hanno chiuso la regular season con una vittoria di differenza a vantaggio dell'Astro, quindi ciò testimonia il livello molto simile tra le due formazioni. Chiaramente vincere lo scontro diretto sarebbe importante nel computo poi del proseguo della stagione, nella classifica, nei piazzamenti che dovranno portare ai playoff. Chiaramente accederanno ai playoff le prime 4 alla fine che arriveranno appunto in quelle posizioni, prime 4 alla fine della fase a orologio. 56-49, vantaggio sempre per il Sant'Orsola, palla in mano per l'Astro con Martellini, che ha ricevuto da Canalis. Ricordiamo 2 precedenti della regular season, chiaramente 2 le vittorie per l'Astro, una di 30 punti, una di 3 in trasferta. Canestro, palleggio, arresto e tiro, canestro da parte di Claudia Canalis, che sta provando a salire di tono dopo un primo tempo non facilissimo, ma questo si può dire per tutte le sue compagne, tutte le giocatrici dell'Astro. Sant'Orsola che adesso invece deve rintuzzare un pochino il tentativo di rimonta, è riuscito a farlo nel terzo periodo mantenendo quasi sempre i 10 punti di vantaggio. Non riesce però adesso a tenere il possesso della palla Cesaraccio, che ricadendo va a mettere il piede fuori dal campo, e Daniele Vidili si arrabbia non poco con le sue ragazze. La palla gestita da Tatiana Martellini, Laura Carta a difendere, porta il blocco Cirronis, va a sinistra Martellini, poi nell'angolo da Canalis, ancora dentro da Cirronis, chiede un fallo che non c'è, si butta a lottare con Pirisi, il fallo, anzi no, palla contesa tra Cirronis e Pirisi, che chiede il fallo da parte di Cirronis, che ha sbracciato probabilmente nel duello. Molto nervosa qua Pirisi, molto nervosa Pirisi, che poi viene redarguita anche dal suo allenatore per le proteste con uno dei 2 arbitri. Si gioca palla contesa e Freccia che ha premiato il Sant'Orsola, che può dunque buttarsi ancora in attacco con 5 punti di vantaggio da conservare. Ancora Pirisi dentro, va a punire Cirronis. Qua dopo il duello fisico è arrivato del canestro dell'azione precedente, arriva invece il canestro, tutto talento qua da parte di Pirisi, che va a buttare questa palla per aria a trovare la realizzazione, ma punisce Canalis ancora. Adesso lei che si sta prendendo l'Astro sulle spalle, tripla, e 58-54 si infiamma ora il match qui sul parquet cagliaritano, quindi via Talete. 6 minuti e 30 alla fine del match con Pirisi contro Cirronis. Rischia il fare in attacco Pirisi, poi va in rovesciata proteggendosi col ferro, l'errore, il rimbalzo controllato in un primo momento da Chiara Cesaraccio. L'ultimo tocco è di Sonia Cirronis, e i 2 allenatori vogliono un attimino fermare la
carica anche emotiva di questa fase centrale del quarto periodo, e Vidili a chiamare il time out. 6 minuti 23 secondi alla fine del match, il vantaggio Sant'Orsola è di 4 punti, 58-54. Si riparte con 6 minuti e 20 da giocare, la palla per Prota con il pallone messo a terra proprio dalla numero 14, che va a firmare un bel canestro in entrata, va a appoggiare con la mano destra, è andata proprio dal lato destro Prota e trova altri 2 punti, giocatrice molto presente in attacco la numero 14. Altra bella partita per lei. Cirronis dentro, il fallo stavolta subito da Cirronis, si autoaccusa subito dell'irregolarità Gabriella Loriga, la numero 10, che è andata un pochino a corrente alternata in questo match. Esce adesso Pirisi, che aveva giocato una bella partita soprattutto nel primo tempo, e poc'anzi aveva firmato 2 punti di notevole fattura, facendo a sportellate con Cirronis, avversario sempre molto difficile da arginare chiaramente per l'aspetto fisico che la avvantaggia con quasi tutte le avversarie di questo campionato. La gita in lunetta per il 2-2 di Cirronis, che risponde dunque al canestro di Prota, e sono 4 sempre i punti di vantaggio del Sant'Orsola. Ora in attacco con Mastrovito, che va da Gabriella Loriga, gira sul perno Loriga, alza la mano per provare appunto a trovare il canestro, c'è l'errore con palla che non tocca il ferro. L'azione dell'Astro guidata adesso da Holmqvist, il ribaltamento di Gravina per Martellini, il fallo in attacco fischiato a Sonia Cirronis, fallo per uscire dai blocchi, anzi blocco irregolare da parte di Cirronis, fallo dunque da parte della numero 15, assolutamente non d'accordo con il fischio arbitrale. Ha corretto la sua posizione qui nel tentativo di portare il blocco per Martellini. Allora possesso che torna al Sant'Orsola, che ha adesso 11 secondi per andare al tiro. Gabriella Loriga, manca l'anticipo Canalis su Chiara Cesaraccio, il tiro da parte di Chiara Cesaraccio. Canalis va a commettere fallo sulla conclusione della numero 19 arancio-nero, e sono 2 tiri liberi per lei, per andare a allungare dunque il vantaggio delle sassaresi. Vidili sempre molto attivo davanti alla sua panchina, si sente molto il volume della voce del coach sassarese, un pochino più flemmatico come sempre Carlo Zedda, che però adesso anche lui sta cercando di spronare le sue ragazze in questo ultimo ottavo di partita. Mancano esattamente 5 minuti e 10 secondi alla fine del match, chiaramente salvo supplementari che non si possono escludere in questa partita, perché l'equilibrio è davvero massimo. Sono comunque 4 i punti di vantaggio, l'Astro ha dimostrato di poter infilare dei parziali improvvisi, ma sicuramente il Sant'Orsola sta meritando in questo momento di stare avanti, per quanto visto nei primi 35 minuti di partita. Chiara Cesaraccio a scaricare fuori per Prota, che si alza, infrazione di passi da parte di Prota, che ha aggiustato i piedi prima di prendersi il tiro, chiaramente lo ha fatto senza palleggiare. Allora l'infrazione fischiata alla numero 14. Vidili si arrabbia un poco con le sue ragazze, in campo Ganga al posto di Holmqvist. Si ricompone dunque il quintetto base di Zedda con Ganga e Cirronis assieme a Martellini, Canalis e Gravina. Per quanto riguarda il Sant'Orsola adesso ci sono Prota con Carta, Gabriella Loriga, Chiara Cesaraccio ed Elena Mastrovito. C'è il fallo adesso subito da Cirronis, che andrà in lunetta per altri 2 tiri liberi. Diventa importante anche questo aspetto, chiaramente quello della situazione di falli e quello chiaramente del rendimento ai liberi. A segno il primo libero di una sempre molto vivace Sonia Cirronis, che è una delle anime di questo Astro assieme a Tatiana Martellini. Sbaglia il secondo libero Cirronis, l'urlo è arrivato prima che la palla arrivasse al ferro, si era accorta che la palla non era uscita bene dalle sue mani, la numero 15, comunque l'errore da parte di Sonia Cirronis. Adesso la palla gestita da Laura Carta, Gabriella Loriga a far circolare per vie perimetrali, esce Chiara Cesaraccio dai blocchi, quindi Prota si prende questo tiro dalla linea
della carità. L'errore per lei, che ora si sta prendendo molte responsabilità in attacco. Legge tutto molto bene la Mastrovito, gran partita da parte della numero 7 in difesa e non solo. E un'altra palla recuperata per lei, e Carta può dunque impostare questo nuovo tema offensivo per il Sant'Orsola. 14 secondi per costruire qualcosa. Mastrovito in punta, va a ribaltare a sinistra con il passaggio per Carta, poi nell'angolo da Prota, il duello con Cirronis, la palla recuperata da Cirronis, o persa da Prota se volete, nel duello fisico tra la numero 14 aranciονera e la numero 15 giallo-nera, e dunque Martellini può far ripartire l'astro alla caccia del Sant'Orsola. Sono sempre 4 i punti di svantaggio. Mastrovito ruba palla, va in campo aperto, appoggia al vetro, subisce il fallo di Sonia Cirronis. Altra azione strepitosa da parte di Elena Mastrovito, che sta giocando davvero una gran gara. Qua la numero 7 sta davvero rendendosi protagonista. Lo ha fatto nel primo tempo, lo sta facendo anche in questa fase calda del match. Canestro e fallo per lei, 63-57 il punteggio, vantaggio Sant'Orsola. Sbaglia il tiro libero supplementare Mastrovito, poi però va a lottare al rimbalzo, la palla schizza nelle mani di Carta, che può ancora attaccare con 7 secondi per andare al tiro. Mastrovito fuori da Gabriella Loriga, tutto lo spazio del mondo per la tripla, che però esce lunga. Lotta ancora Gabriella Loriga, terzo possesso per il Sant'Orsola, con ancora Carta a gestire. In punta da Loriga, va da Chiara Cesaraccio, prende posizione Prota fuori per Carta da 3 a bersaglio. Carta, la tripla del più 9, 66-57, vantaggio Sant'Orsola, che scappa di nuovo via qui a Cagliari. Adesso l'astro deve intensificare, deve migliorare il suo attacco, perché sta facendo molta fatica a trovare il canestro, e perde un'altra palla qua Tatiana Martellini, che è andata a destra. Tutto l'attacco dell'astro ha collassato verso il centro, nessuno sul lato debole. Si lamenta Zedda probabilmente con Claudia Canalis, che avrebbe dovuto occupare la posizione nel lato sinistro. Non c'era nessuno a ricevere lo scarico di Tatiana Martellini. Allora, quando entriamo negli ultimi 3 minuti, 2:50, il vantaggio del Sant'Orsola, palla in mano è 9 punti, 66-57. Qualche problema nella ricezione per Prota contro Cirroni, si butta dentro Prota, alza il tiro, va a un passo dai 2 punti, palla che viene sputata dal ferro. Martellini in transizione, in contropiede contro tutta la difesa, tutta l'esperienza qua da parte di Martellini, che gioca anche col fisico dell'avversario e va a prendersi 2 tiri liberi che sono ossigeno puro per l'attacco di un astro che sta facendo tanta fatica a trovare le soluzioni offensive. Davvero troppo dipendente da Tatiana Martellini in questa giornata, una Tatiana Martellini che non ha trovato granché soluzioni che non siano appunto diverse dalla fallo subito. Chiaramente non ha potuto sfornare i canestri di puro talento, di pura qualità da categoria superiore, che ci ha abituato, ci ha abituato a vedere, e che sarebbero fondamentali per riportare in partita un astro che subisce ancora il canestro di Carta. 68-59 il lancio lungo, la palla recuperata da Carta, che si butta, va a subire una botta fortissima qui da Ganga, che è arrivata di gran carriera. Adesso la lotta si fa furibonda sul parquet di Via Talete. Dovrebbe essere fallo subito dal Sant'Orsola. Entra in campo Holkvist al posto di una Canalis a corrente alternata, un pochino come tutta l'astro. 2 minuti e 4 secondi e il vantaggio della formazione sassarese è assolutamente rassicurante. 68-59 il punteggio. E palla in mano per le ragazze arancio-nere, con Carta esce dai blocchi e riceve in punta Gabriella Loriga, poi Elena Mastrovito a entrare da sinistra, viene chiusa però la strada da Gravina, riceve dentro Gabriella Loriga, trova benissimo il canestro, ma soprattutto trova benissimo tutte le soluzioni preparate, tutte le spaziature in attacco il Sant'Orsola. La difesa dell'astro non riesce ad arginare l'ottima circolazione delle ragazze di Vidili. C'è il fallo adesso fischiato ancora a Gabriella Loriga, che si lamenta e viene spronata dal suo coach. Più 11
per il Sant'Orsola, 2 tiri liberi ancora, guarda caso, per Tatiana Martellini. Sembra davvero Tatiana Martellini contro tutti questa partita, soprattutto nel secondo tempo, perché l'Astro vive della produzione della sua numero 10, che però per il momento riesce a incidere solo a cronometro fermo, davvero molto poco per il resto per le ragazze cagliaritane, che devono rimontare 9 punti in 1 minuto e mezzo. Gravina adesso ad attaccare Mastrovito, duello tra numero 7, fallo subito da Elena Mastrovito, autrice di una partita davvero eccellente con la ciliegina poc'anzi del canestro e fallo in contropiede. È sicuramente una delle migliori, se non la migliore in campo per le arancionere, ma si fa fatica a trovare la migliore in campo per le sassaresi, autrici davvero di una grandissima prestazione quest'oggi. La palla adesso è nelle mani ancora di Elena Mastrovito, che va in lunetta con 2 tiri liberi per allungare il divario tra le due formazioni. Primo libero che va a segno per Mastrovito, 71-61 il punteggio, mentre Vidili va a catechizzare sia Gabriella Loriga sia soprattutto Laura Carta per la gestione dei prossimi possessi e anche della difesa, che è necessaria ora che la palla è in mano alle giallonere. Intanto Mastrovito ha fatto il suo dovere, 2 su 2 alla linea della Carità, 72-61, vantaggio largo per il Sant'Orsola. Si alza dal pitturato Gang, è una situazione molto difficile, infatti sbagliata, lottano al ribalzo Holmqvist e Mastrovito. Mastrovito non riesce a strappare la palla dalle mani a Holmqvist, c'è la palla contesa, la freccia che premia ancora l'Astro, lasciando 11 secondi all'attacco cagliaritano. Rimessa affidata a Holmqvist, si libera Cirronis, fuori per Canalis, ora o mai più per l'Astro, che deve però fare un'impresa per rientrare in partita, perché mancano 1 minuto e 10 secondi. Un minuto esatto alla fine del match, vantaggio più 11 Sant'Orsola. Esce Gabriella Loriga, fuori per Chiara Cesaraccio contro Gang, il blocco portato da Prota, libera un'autostrada per Chiara Cesaraccio, c'è però l'errore e il rimbalzo controllato da Tatiana Martellini, che si butta in campo aperto, sbaglia ancora Tatiana Martellini, lotta al rimbalzo, il fallo e possesso che rimane dunque all'Astro con 43 secondi da giocare. Ganga in lunetta, segno il primo tentativo dalla linea della Carità, 43 secondi, importanti anche le soluzioni a cronometro fermo per l'Astro, con il 2 su 2 di Ganga che tiene in vita, ma adesso davvero è complicato per l'Astro rientrare e mettere le mani su questa partita. Chiaramente deve giocare col cronometro il Sant'Orsola. Carta in possesso contro Martellini, gira per il campo Carta con tutta l'esperienza, 10 secondi, poi si prende una tripla piuttosto episodica e francamente azzardata, perché c'erano ancora 9 secondi nell'attacco del Sant'Orsola. Lascia un pochino di speranza all'Astro, che può andare al tiro con Canalis dalla media, l'errore 2 volte, la palla a rimbalzare sul ferro, poi il rimbalzo controllato da Ganga che sbaglia da sotto, rimbalzo di Cirronis, fallo subito da Cirronis. Ci sono 10 secondi per chiudere questa partita, che servono solo all'Astro per addolcire un pochino la pillola e avere un differenziale un pochino meno pesante dopo una partita che il Sant'Orsola davvero ha giocato splendidamente, davvero gran partita delle ragazze di Vidili, tutte sopra le righe le ragazze in maglia arancio-nero, con direi una menzione particolare per Mastrovito e Prota, ma anche in regia Carta con grande personalità ha guidato tutte le azioni delle ragazze sassaresi, che raccolgono dunque la vittoria nella prima giornata di questa fase a orologio. Vittoria con 9 punti di scarto, 72-63. Noi guadagniamo il parquet di Via Talete, la vittoria dunque del Sant'Orsola per 72-63. Finisce qui questa prima partita della fase a orologio. Pesante la sconfitta per l'Astro, chiaramente adesso andremo a sentire quelli che sono gli umori dei due allenatori dopo il saluti di rito tra le due squadre, chiaramente dopo anche i festeggiamenti che ci sono qui a ridosso delle due panchine. Io vado a prendere Daniele Vidili. Coach,
lo chiamiamo in diretta su directasport.it. Coach Vidili, una partita straordinaria da parte delle tue ragazze, avete gestito molto bene, ti abbiamo visto anche molto energico nel guidarle in attacco e in difesa, però partita importante per cominciare questa fase orologio. Beh, allora abbiamo iniziato il 2016 in maniera un po' negativa perché abbiamo perso 3 partite su 3. Era il momento di sbloccarsi e abbiamo avuto bisogno semplicemente di avere coraggio e soprattutto di allenarci, e infatti si vedono i frutti. Poi le ragazze sono state molto brave ad ascoltarmi e poi so che in panchina sono un po' stravagante, diciamo, quindi, e oggi sono anche più calmo perché ho promesso che starò più tranquilla tutti quanti. La domanda: quanto merito c'è del Sant'Orsola e quanto demerito di un astro sicuramente anche poco brillante quest'oggi? Diciamo, spero che nessuno si offenda, ma il merito è tutto del Sant'Orsola, perché all'andata abbiamo preso 30 punti secchi e al ritorno dopo un tempo supplementare abbiamo perso di 3 se non sbaglio, quindi diciamo che il merito è del Sant'Orsola. Poi sicuramente l'Astro sta affrontando un momento, una giornata negativa, però godiamoci il momento e a noi serviva tanto e parecchio. Soprattutto bravi voi a evitare tutti quei tentativi di rientrare da parte dell'Astro, no? Siete riusciti ad andare a più 7, poi loro hanno pareggiato, poi piano piano siete cresciuti e quei 10 punti di vantaggio non li avete mai persi. Certo, sicuramente siamo riusciti a tenere la loro esperienza, perché a un certo punto si vedeva che loro volevano vincere, la stavano mettendo sull'esperienza, però ancora una volta ho visto, a parte la solita Laura Carta, le esperte, ho visto le 3 giovani, Chiara Cesaraccio, Elena Mastrovito e Lera Loriga, che hanno contribuito, e questo è merito del loro lavoro e di tutto l'insieme, compresa la società. Allora, ringraziamo Coach Vidili, complimenti per la vittoria di oggi, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, va a festeggiare chiaramente con le sue ragazze. Io vado a prendere Coach Carlo Zedda per commentare il risultato di oggi, chiaramente sta ancora consultandosi anche un pochino con i suoi collaboratori, lasciamo qualche istante per prendere fiato, chiaramente confronto anche in campo per le giocatrici, le vediamo davanti alle nostre telecamere. Chiamiamo e ringraziamo chiaramente Carlo Zedda per la disponibilità, ci avviciniamo un pochino alle telecamere. Coach, una giornata davvero negativa per voi, avete trovato un grande Sant'Orsola quest'oggi, da cosa si riparte? Dagli errori, si riparte dagli errori, tanti errori, tante palle perse, molte disattenzioni difensive, e in attacco diciamo che abbiamo fatto una partita penosa. Sono molto arrabbiato perché chiaramente abbiamo sbagliato tantissime scelte e poi continuiamo a non muovere la palla sull'uomo libero per riuscire a mettere la palla dentro. E questo ci ha creato dei problemi perché loro tendevano a riempire l'aria, a flottare dentro l'aria, e noi non siamo state brave a trovare il canestro con le esterne e soprattutto non siamo state brave a muovere la palla per riuscire a prendere dei tiri in ritmo o comunque dei tiri piedi a terra che potevano permettere di mandare poi le lunghe al rimbalzo, visto che poi alla fine stavano giocando dentro l'aria. C'è stato anche un approccio sbagliato perché l'inizio dell'Astro è stato molto negativo, no? Punteggio basso, però voi non riuscivate davvero a entrare in partita, anche un aspetto mentale, no? Insomma, da questo punto di vista cosa ti senti di dire? Ma è probabile, è una squadra con in campionato ci avevamo vinto 2 volte, probabilmente siamo entrate in campo, ma non dico deconcentrate, dico semplicemente che abbiamo sbagliato quei canestri che alla fine ti davano la tranquillità per poter poi ritornare in attacco e giocare in maniera un po' diversa. Invece siamo stati sempre ad inseguire per tutta la partita e poi soprattutto non si può giocare solo in attacco, cioè, è troppo facile tirare o prendere iniziativa in attacco, bisogna prendere iniziativa in difesa. Quando l'abbiamo fatto nell'ultimo quarto stavamo anche rientrando in partita, però bisogna farlo per tutti i 40 minuti, cioè se l'atteggiamento non è questo gli avversari alla fine della partita la portano a casa. Per chiudere, quanto può pesare una sconfitta di questo tipo all'inizio di questa fase orologio tra 2 squadre che comunque sono molto simili anche come livello e che probabilmente, come dimostrato la regular season, viaggeranno su stessi binari, no, di livello di classifica?
Sì, guarda, la classifica è cortissima, chiaramente può pesare questa sconfitta, dobbiamo essere bravi noi a vincere qualche scontro diretto, dobbiamo essere bravi noi a vincere le altre partite in casa e soprattutto a non fare più regali a nessuno. Grazie mille a coach Carlo Zede, in bocca al lupo anche a lui per il proseguo di questa stagione che seguiremo come sempre su directasport.it, mentre intanto sta per cominciare anche la sfida di campionato di Serie E di maschile con i ragazzi della scuola basket in campo. Andiamo a chiudere questa diretta da Cagliari, da Via Talette, la vittoria netta del Sant'Orsola in casa dell'Astro nella prima giornata della fase orologio del campionato di Serie B femminile. È tutto solo per adesso, chiaramente rimanete su directasport.it e sardegnasport.com per non perdere davvero nulla del basket sardo, in generale dello sport isolano. Da Fabio Frondi, da Alberto Tosini e da directasport.it l'augurio di una piacevole serata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al